Vieni a vedere, John. Deve arrivare l'oro. $100.000 d'oro. Chissà che effetto fa averli. Poterci mettere le mani sopra. Perché non ci provi? Se sapessi di farla franca, ma l'idea di penzolare da un albero con una corda intorno al collo non mi diverte affatto. Basterebbe avvicinarsi senza farsi sentire. Poi mano in alto e giù una botta in testa. Oh! Portiamoli dentro, presto! Arrivano! Salve! Ce l'avete fatta finalmente. Salve, Gianni. Perché tanto ritardo? Il fiume si è ingrossato e così abbiamo dovuto trovare un guado più a nord. Scaricate l'oro. No, me lo prendo! Fatemi uscire! Aiuto! Apriteci i credenti! Ehi tu, spara qui! Liberateci, aiutateci! Presto! Venite qui, aprite! Vigliacchi! Fatemi uscire! Non scappate! Liberate! Aprite! Guardie! Apri! Apri! Apri presto! Presto! Presto, che brutto! Apri! Aiuto! La prigione brucia! Venite, fate presto! Bisogna chiamare rinforzi! Fudi! Fudi! Silve! Fudi! Fudi! Non lasciarmi morire! Fudi! Silve! Aiuto! Indietro! Oh! Aiuto! Aprimi! Aprimi! Fudi! Fudi! Silve! Sto bruciando! 4 uomini con me! E voi altri? Tenete gli occhi ben aperti! Indietro! Vigliacchi! Sono pazzi! Farebbero una strage! Sì, ma non possiamo lasciarli bruciare! In casi del genere l'ordine è di ucciderli, lo sai bene! Apriteci! Vogliamo uscire! Sta bruciando tutto! Aprite! Liberate il Ehi! Ehi tu, smemorato! Aiutami! Vieni qui!
vita anche a me, liberate! Allora, dai, Sudi! Che cosa è successo? Brucia il manicomio criminale. C'è pericolo di un'evasione. Presto, muovetevi! E anche voi, dentro! Ci ammazzano come cani. Di là! Tu mi conosci? Dimmi chi sono. Avanti, rispondi. Mi conosci? Chuck Moore. Chuck Moore. Chuck Moore. Su, finiamo adesso. Avrai dopo tutto il tempo per ricordare. Dietro a me. Ne sono evasi 6, sceriffo. Dovete riprenderli subito. Quegli uomini sono un pericolo per la nostra sicurezza. Che cosa aspettate? Hai ragione, non possono restare liberi. Sono dei pazzi criminali. Calma, calma! Li riprenderemo. Ma devo organizzare un gruppo di volontari prima. Chi vuol venire? È compito dei vostri uomini, sceriffo. Noi non vogliamo rischiare la pelle. $100 per ognuno degli evasi. Vivi o morti? Vivi. Non abbiamo mai impiccato dei morti. Ma guarda di quelli. Chi sono? Sciacalli. Bounty killer. Santiago, perché non dividiamo subito? No, aspettiamo Udo. $100.000. E la metà se li intasca lui. È lui che ha organizzato il colpo. Sì, ma la pelle l'abbiamo rischiata noi. Cosa vuoi dire? Che la metà mi sembra troppo. Solo un'altra parola e ti ammazzo. Io non sono un traditore. Salve, Udo. Bravo, Santiago. Ero certo che ci saresti riuscito. Il tuo piano era perfetto, Tom. Perdite? Uno era rimasto indietro per coprirci. Dividi. Ecco la vostra parte.
E questo è un mio regalo personale. Forza, andiamocene, questo posto può diventare pericoloso. A presto, Tom. Quando hai bisogno di Santiago, sai dove trovarlo. Perché? Perché non mi servi più. Recuperate l'oro. Come la cerva agogna alla riva del fiume, così l'anima mia ha sete di te. Io ricostruirò il tuo tempio, Signore. Lo ricostruirai più tardi, Woody. Adesso piantala. E lascialo in pace. Che fastidio ti dà? Perché fissi le fiamme in quel modo, Chuck? Perché è come se nel fuoco potessi... Sì, ci fosse una risposta a qualcosa che non ricordo più. Ma non ti ricordi proprio niente? No. Da dove venivi quando ti hanno cacciato in quel buco? Io lo so da dove veniva. Ero già dentro quando lui arrivò. Da dove? No, non te lo dico. Perché non lo vuoi dire? Perché conosco Hondo. E se lui viene con te c'è un motivo. E io so qual è. Che motivo? L'oro. Quello che hanno rapinato alla banca. Tu hai capito benissimo che lui potrebbe essere una traccia per arrivare all'oro. Quello che ti ha chiamato Jack Mull era uno dei rapinatori. Stammi a sentire. A me non interessa loro. Voglio solo sapere chi sono e da dove vengo. Da Oaxaca. Mi dissero che venivi da Oaxaca. Ora mi spetta la metà. La metà di che, imbecille? Io non voglio più tornare là dentro. Non ci tornerai, sta sicuro? Questi ci sotterrano subito. Sono bounty killer. Venite fuori! Non avete scampo! Non voglio più tornare in quell'inferno! Se fate quello che vi dico, non ci torneremo. Ehi, animali! Avete capito? Venite fuori! E con le mani alzate! Sì, abbiamo capito! Come volete, ma abbassate le armi! Via i fucili. Ora!
dall'altra parte. Facciamoli correre. Sarà più facile prenderli quando saranno rimasti senza fiato. Facciamoli correre ancora un po'. Dov'è Jack? Ce ne sono ancora 4 di quegli sciacalli in giro. Quello a me, Jack. Udi, resta qui, non muoverti. Sì, va bene.
Datemi il mio oro. Di che oro parli? L'oro. Rispondi. L'oro. La banca. E dov'è l'oro adesso? Dov'è l'oro adesso? A Oaxaca. Oaxaca. Beh, ormai mi pare inutile chiedere dove andiamo. Certo, ma per l'oro non contate su di me. Ehi, c'è una stazione di posta laggiù. Si mangia. È in caso proprio di porta da bere. Presto, dai. Carne arrosto, fagioli e whisky e tutto quello che offre la casa. Ah, Ancora, basta. Aspetta. Non è meglio in quattro? se il quarto ha i soldi, sì. Porta da bere a quei quattro. Sì, vado su. Passa di qua, no? Adesso. Carte? Una. Tu? 2. Tu? 3 carte. Io 2. $5. Ce ne vogliono 20. Più altri 20. 3 10. 3 jack. C'era un tale a Tascosa che quando mischiava le carte... Sì, ne ho sentito parlare. Porta da bere anche a me. Non apro. Apro $2. Gioco. 5 per giocare. 2 carte. 1. 2. Servito. Mary, ti muovi? $5. 50 per vedere.
La curiosità costa $100. Colore. Hai barato. Davvero? Hai barato. Bravo. C'è un solo gioco che si può fare con le vostre carte segnate. Alla carta più alta. D'accordo. Tutto quello che c'è sul tavolo. Nove. Non basta. Andiamo? Andiamo. Chi è che si farà da parte? Chiunque l'accederebbe a Tom Udo, ma non il vecchio John Caldwell. Lasciali stare, Alan. Fino a quando saremo costretti a sopportarlo? Il leone si è incontrato con la tigre. E la tigre si è messa la coda fra le gambe. Un giorno o l'altro scoppierà l'inferno. Maledetto Caldwell. Non avrò pace finché non lo vedrò strisciare ai miei piedi, come un verme. Lo schiaccerò senza pietà. Dovrai aspettare un bel pezzo. Non riuscirai mai a vincerlo con la forza. Niente da fare. È ancora il miglior pistolero del paese, nonostante i suoi 50 anni. E tu non lo sei stato nemmeno quando ne avevi 20. Per distruggere John Caldwell bisogna giocare d'astuzia. Colpirlo alle spalle, quando meno se l'aspetta.
Se la bile vi ha lasciato un po' di posto nello stomaco, potete venire a mangiare. Sheila, sorellina cara. Ogni volta che torno a casa ti trovo sempre più bella. Vorrei non essere tuo fratello. Non c'è male, Alan. Metti nuovi bersagli. Voglio riprovare. La pistola non deve stare troppo in alto. Ricordati che la velocità è importante come la precisione. Accidenti, sembra impossibile che si possa riuscire a colpire 6 bersagli prima che quel maledetto dollaro tocchi terra. Non te la prendere. Mi ricordo che diceva così anche Chuck Mull all'inizio. Lui ci riusciva bene, è vero? Sì, era un vero demonio con le pistole. Proprio come tuo padre. Ho fatto 6 centri su 6, papà. Dicevi, Alan? No, niente, papà. Niente di importante. Non riesci proprio a dimenticarlo, vero? Devi ascoltarmi, Alan. No, stammi a sentire tu, papà. È ora che tu la smetta di vivere nei ricordi. La situazione con la famiglia Udo diventa sempre più insostenibile. E tu cosa fai? Te ne stai seduto lì, a rimuginare, a guardare la fotografia del mio adorato fratellino. Che è morto, capisci, papà? Il tuo Chuck Mull è morto. Rispetta la memoria di tuo fratello. Mio fratello non c'è più, papà, ma tu fai di tutto per sentirlo ancora vivo. Non può più darti aiuto. Ci sono io al tuo fianco, solo io, tuo figlio. Ma forse preferiresti che ci fosse lui, qui, al mio posto. Alan, mi dispiace. Non mi toccare più, papà. Non farlo mai più. Chuck, cosa si prova a non ricordare niente? A me sembra di esserci nato in quel manicomio. Tu perché sei finito là dentro? Ho preferito il manicomio alla forca. La prossima volta vince la forca. Crepa. Ed ecco a voi per la prima volta in questa regione, e forse per l'ultima a causa della pericolosità del suo numero, il grande, il famoso, l'unico divoratore di fuoco, Flaming Bill! Andiamo a bere?
Va tu. Io do un'occhiata in giro. Ed ora la direzione offre a questo rispettabile pubblico la possibilità di misurarsi con uno dei più formidabili atleti di tutti gli stati, Victor! Chi vuol provare? Chiunque, anche 3 persone insieme, riuscisse a far muovere il gigante di un solo passo, riceverà dalla direzione un premio di $50. Coraggio! Solo $2 per tentare la prova! Solo $2 per guadagnarne 50! Che ne dici, $50? Te la senti, Udi? Avanti, coraggio! Certo, se tu vuoi. Avanti, signori, la gara è aperta, soltanto $2! Il signore vuole provare? Complimenti, signore, lei si sente molto forte! Bene, bravissimo! Attenzione, prego! E allora, signori, pronti al mio via? Sì. Via! Dai, che sei Forza, Udi! Dai! Fallo volare! Dai! Bravo! Efficiente. Un gran bel paese. Me ne aveva parlato uno di qui. Un tale che si chiamava, mi pare, Chuck Moore. Ti sbagli, il paese fa schifo e questo tale che dici tu non l'ho mai sentito nominare. Jesus never fails. Jesus never fails. Heaven and earth will pass away, but Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus. Forza, fratello. Never fail. Altri 10. Vieni qui.
Ecco un po' di munizioni. Generi di prima necessità. Da quello che ho capito, qui non sanno nemmeno che tu esisti. È strano. Non so perché, ma qualcosa mi dice che questo è il posto giusto. Non ci siamo già conosciuti da qualche parte? Veramente non sei molto originale, però mi piaci e questo mi basta. Mi sembri un viso già visto. E anche tu mi hai guardato come si guarda un vecchio amico. Sei sicura di non avermi incontrato prima d'ora? Sicura, ti ricorderei benissimo. Allora offri tu, eh? E perché io? Hai perso la scommessa. Guarda dove metti i piedi, bestione! Lasciate stare le pistole. Jack è nostro amico. E non permettiamo a nessuno di usare questo. Scusatemi. Il mio amico scherzava. Ve l'assicuro. Voleva proprio scherzare. Ehi, Sam, che accidenti ti ha preso? Fila via, Jack, c'è il diavolo in giro. Strano, vero? Sì, veramente strano. Silver, va a riprendere quell'uomo. Sì. Possibile che tu non riesca a ricordare niente mettendo insieme tutte queste cose? Ti chiami Chuck Moore. Vieni da questo paese. La gente ha paura di te. Già, perché quell'uomo ha avuto paura di me? Vi dico che è Chuck Mull. Ma sei impazzito, Sam. Devi essere ubriaco. Chuck Mull sta bruciando all'inferno oramai da 3 anni. Si vede che gli hanno aperto la porta e l'hanno cacciato a calci. Perché è qui, più vivo e più rabbioso che mai. Ma ne sei proprio sicuro? È una faccia che non si dimentica. Però lui non mi ha riconosciuto. Ma tu sei sicuro che morì bruciato in quella capanna? Potrebbe essere una trappola di quel cane di Caldwell. Era solo? Con 3 tipi che non ho mai visto prima. Pericolosi? Uno è un negro, una catapulta, ma pare un deficiente. Gli altri 2 sembrano serpenti a sonagli. E credi che non ti ha riconosciuto? Ti ho già detto di no. Sembra una cosa impossibile. Un morto che resuscita dopo 3 anni e non riconosce nessuno. Troppe cose che non quadrano. E cosa proponi di fare? Saperne di più, per ora. Quello là. Oh no. Pregate, pregate per noi, padre. Siamo venuti apposta.
Cosa volete da me? Da dove vieni? Non lo so. Chi sono i tuoi amici? Cosa siete venuti a fare a Oaxaca? Non lo so. Non lo so. Ci pensa Bart a fartelo ricordare. Chi sei? Da dove vieni? Dal carcere. E chi è Chuck Mull? Non lo so. E non lo sa nemmeno lui. Che cosa dici, animale? Era in carcere con te? Sì, al manicomio lo chiamavano. Lo smemorato. Al manicomio? E per quale ragione Chuck Mull si trovava là dentro? Io so solo che non si ricordava di niente. Pare una favola. Allora, il nostro caro Chuck Mull ha perso la memoria. Se è così, si aprono possibilità interessanti. Esatto, molto interessanti. Purché non abbia dimenticato anche di saper sparare. Cosa ti ha fatto credere che ci eravamo già incontrati? E non prendere il volo stasera. Aspettami, intesi? Niente. Ho setacciato quasi tutto il paese. Quell'uomo è sparito. E anche Udi è scomparso. Con la sua ingenuità, Udi può combinare qualche guaio. Andiamo. Dobbiamo trovarlo. Chuck Mull, ragazzo mio. Non mi riconosci? Dio ti ringrazio. Ti ho pianto morto per 3 anni. Che ti succede, Chuck Mull? Possibile che non ti ricordi di me? Sono tuo fratello, Tom. E tu sei mio padre. Ma non ci riconosci? Non ricordi niente? No. Ricordo solo gli ultimi 3 anni. Ti aiuteremo noi. Ora vieni a casa. Chissà come sarà contenta nostra sorella Sheila. Sheila. Hondo. Sono amici tuoi? Sono qualcosa di più. Mio padre e mio fratello Tom. Sono lieto di conoscervi e se siete amici di mio figlio, vi assicuro che questa sera alla mia tavola ci sarà posto anche per voi. Vi aspetteremo. Io e il mio amico vi ringraziamo. A stasera allora. Vieni. È tornato. Proprio così, Sheila. E ha perso la memoria. Ascoltami bene. Chuck Mull crede che ora noi siamo la sua famiglia e deve continuare a crederlo. Se ci tradisci, lo ammazziamo come un cane. E non credere che sia ancora innamorato di te. Non ricorda né il tuo nome né il tuo viso. Non ricorda nulla.
Per lui non sei mai esistita. Finisci di prepararti. Tra 10 minuti e non prima scenderai per dargli il benvenuto. Un benvenuto da brava sorella. Prego. Si festeggia il ritorno del figlio al prodigo. C'è qualcosa che non mi convince. Non lo so, è tutto così semplice. Ma sì, adesso che sei a casa ti rimetterai per bene. Troppo semplice. È una storia incredibile la tua. Se tu non fossi qui a raccontarla, non ci crederei. Noi eravamo convinti che tu fossi rimasto ucciso in uno scontro con i Caldwell. I Caldwell? Papà, non dimenticare che lui non ricorda più nulla. Scusami, figliolo, ma non riesco ad abituarmici. Vedi, i Caldwell sono praticamente i padroni di tutta la zona. Hanno migliaia di capi di bestiame e lentamente hanno espropriato tutti i piccoli allevatori. Solo noi continuiamo a tenergli testa. E questo non riescono a mandarlo giù. Da quando 3 anni fa ti fecero scomparire, si sono fatti più audaci e hanno oltrepassato ogni limite. Sì, nostro fratello Jimmy, circa un anno fa, fu trovato ucciso presso il cimitero del paese. E fu John Caldwell a ucciderlo. Ma giurai sulla sua tomba che un giorno essi avrebbero pagato. Jimmy era il più giovane di noi. Aveva solo 15 anni. Aveva una vera adorazione per te. Cercava di imitarti sempre. Quando tu sparisti, sicuro che John Caldwell ti avesse ucciso, andò a sfidarlo al cimitero, dove lui si recava ogni notte. E fu un vero assassinio. Jimmy era solo un ragazzo e non poteva competere con Caldwell. Jimmy voleva vendicarmi. E io non ricordo nemmeno il suo viso. Allora? Caldwell è un pistolero troppo abile. Nessuno riuscirebbe a batterlo in duello. Bisognerebbe prenderlo alle spalle. Ma noi non siamo degli assassini. Non vorrai istigare nostro fratello ad uccidere Caldwell. Sheila. Cara. Chuck Mull aspetta un saluto più affettuoso da sua sorella. Bentornato, Chuck Moore. Bentornato. Su, a tavola. Non dimentichiamo che questo è un giorno di festa. Dove vai? A cercare Woody. Sì, è una gran gioia. John e gli vederti. altri sono usciti stamattina all'alba con la madre e saranno certamente di ritorno fra non molto. Brindiamo tutti insieme al ritorno del nostro amato Chuck Mull. Bentornato. Benvenuto. Woody! Woody! Woody, dove
E le donne, Chuck Mull? Chissà quante ne avrai conosciute. Quando eri qui, ce n'erano molte che ti facevano gli occhi dolci. Forse ne ricordi qualcuna. Non badare a nostra sorella. Le donne non pensano altro che all'amore. È naturale. Per gli uomini come te la sola parola amore è una bestemmia. John, cos'è successo? Pace, pace, figli miei. Ascolta, Chuck Mull. Dobbiamo metterci d'accordo sulla questione dei Caldwell. Non è una cosa semplice, ma ora C'è che John tu di sei sopra, nuovo è ferito. con noi, possiamo vedere di organizzare un piano insieme. Puoi venire un momento. Scusami. Chuck Mull, caro. Sheila. E proprio quando stavamo per portar via il bestiame, sono usciti dal nulla e ci hanno colti di sorpresa. Solo io sono riuscito a fuggire. Dilettanti imbecilli. Vi avevo detto di controllare la zona prima di razziare il bestiame. Ma l'abbiamo fatto, Tom. Solo che quei maledetti Caldwell sono dei demoni. Sembra che spuntino dal nulla. Ora ascoltami bene, Joe. Perché non te lo ripeterò 2 volte. Chuck Mull, amore. Sheila. Che significa? Non capisco. Possibile che hai dimenticato proprio tutto. Non so, c'è qualcosa che... Cosa? Ho una gran confusione. Forse se tu mi aiutassi. Certo che ti aiuterò a ricordare. Io ti volevo bene. Mi dispiace interrompervi, ma è necessario. Nostro padre ti aspetta nel suo studio. Un'altra mossa falsa e l'ammazzo come un cane. È stato un vero massacro. Io sono stato colpito e mi hanno creduto morto. Era lo stesso John Caldwell che guidava il gruppo. Poi si sono impadroniti della nostra mandria. Non riusciremo mai a fermarlo. Maledetto. Cosa vuoi fare? Lo ucciderò. Avete detto che tutte le notti va al cimitero poco prima dell'alba. Lo aspetterò là. Vuoi che venga con te? No, non sa che sono tornato.
Da solo lo sorprenderò più facilmente. Fa attenzione, è peggio di un serpente. Uccidilo al primo colpo. Che bello scherzo. Si parlerà per un pezzo di questo delitto. Il parricidio d'un pazzo. Imbecille di un bestione. Sta attento. In questa casa nessuno dorme. Rispondi e di la verità. Tu sei un ladro o sei un amico di Chuck Moll? Tutti e due. Se ti interessa la vita di Chuck, devi aiutarlo. E l'oro? Dopo. Dopo avrai tutto l'oro che vuoi. Caldwell, comincia a scavarti la fossa. Butta quella pistola. Se fosse così facile sorprendermi, sarei già morto da un pezzo. E adesso voltati. Lentamente.
Chagmul! No! Fermo! Fermo! È tuo padre! Menti! Ti hanno teso una trappola! Menti! No, tu sei un Caldwell. Dimmi se è vero. È vero. Su quella croce c'è il tuo nome, guarda. Tutti credevamo che tu fossi morto. Sono felice di averti ritrovato, Chakmul. Fratello mio. Grazie, Alan. Udo, maledetti. Non capisco come abbiano potuto concepire una malvagità simile. Glieli farò pagar caro questi 3 anni di tortura. No, papà, non ti mischiare. È un conto che devo saldare da solo. Chagmul, non gliela farai mai, non sai di che cosa sono capaci. Dobbiamo unirci tutti per punirli per sempre. Ti prego, lasciami fare, nella mia testa c'è già tanta confusione. È per questo che devi star calmo. L'odio non fa che aumentare la confusione. Dormici sopra. Anche tu, papà. Perché Alan è così strano? Perché mi parla così? Non lo so. Vedi, tu sei il primogenito. Forse tua madre e io avevamo più cura di te che di lui. Cose che succedono. Non c'è altro? No, devi solo cercare di capirlo. Eri con lui quando avesti quell'incidente di caccia. Credendoti morto ti lasciò nella capanna al confine del ranch e corse a chiamarci. Quando mezz'ora dopo arrivammo lì, la capanna era bruciata e del tuo corpo più nulla. Neanche la minima traccia. Eri come scomparso. Io non mi ricordo. Non ricordo nulla. Neanche di te. Anche se sono sicuro che tu sei mio padre. Una cosa sola ricordo bene. Tom Udo. Tom Udo! Cosa vuoi? La tua pelle! Vieni a prenderla!
Bestione idiota. Maledetti vigliacchi! È finita per voi! Jack Moore, non sparare! Veniamo fuori! Siamo disarmati. Tu non spari mai su chi è disarmato, vero? Vedi, siamo nelle tue mani. Attento, Jack Moore! No, no, no. Non uccidermi, Jack Moore. Io non volevo. Tom ha avuto l'idea di... Io ho dovuto farlo. Ho dovuto obbedire. Non puoi Aspetta, uccidere. Jack Moore! Non ucciderlo, è un uomo finito. Alan, l'inferno proprio non ti vuole, caro Jack Moore. Tu butta via il fucile. Ho detto butta via il fucile. E niente scherzi. Ma sei impazzito? Cosa vuoi? Voglio ucciderti. Credevo di averlo già fatto 3 anni fa, ma mi sbagliavo. Questa volta non sbaglierò. Va dentro. È troppo comodo beneficiare del nome dei Caldwell senza averne il diritto. Troppo comodo. Ma ora basta. Stai vaneggiando. No, tu non sei mio fratello. E quindi non sei un Caldwell. Tu menti. No, è la verità. Non sei figlio di John Caldwell. Io invece sì. Non ti permetterò di derubarmi di ciò che è solo mio. Perché sono io l'unico figlio di John Caldwell. Alan, non è possibile. Qual è il mio nome? Rispondi! Tu sei un bastardo. Oh no. Nostra madre fu violentata dai banditi che assalirono il ranch e tu sei figlio di uno di loro. Mio padre non ha mai voluto accettare questa verità e continua a illudersi. Ma io non lascerò che tu mi privi di tutto. Il nome, le terre, tutto è mio. Capito? Chuck Moore, sei un bastardo! No. No! Alan? Sì.
Fermo, Alan! Prendi! Alan, perché l'hai fatto? Perché? Sarai contento. Adesso vado all'inferno e vi terrò la porta aperta. Alan! È vero che non sono tuo figlio? È vero che non sono tuo figlio? Alan. Jagmool! Jagmool!